vittima della strada nella Marca in meno di un mese. Nella notte a Castelfranco il 17enne Kevin Carraro muore in bici davanti agli amici. Sarebbe diventato maggiorenne fra 3 giorni, da chiarire la dinamica del sinistro. Tragedia anche sulla Transpolesana, nel Veronese, 42enne operaio investito e ucciso da un furgone mentre stava falciando l'erba davanti a una stazione di servizio. Gas alle stelle e rincari luce, aumenti stimati di almeno 400 euro nelle rette delle case di riposo. Il presidente regionale Volpe scrive una lettera a Draghi: ci vengono dati aiuti come le altre aziende, sarà un salasso insostenibile. Gas per le storiche fornaci di Murano si è passati da 20 centesimi al metro cubo del 2021 a 3 euro al metro cubo in questi giorni, molte non riapriranno. Un brusco rientro dalle vacanze per chi vive in condominio a causa dei costi che triplicheranno, l'allarme del presidente regionale Anaci. Stamane all'alba il blitz interforze, l'ex hotel Capo Est di Chioggia, diventato nel tempo area di bivacchi, degrado, risse e violenze. L'operazione è decisa dopo il vertice in prefettura. Fa il giro del web la foto che ritrae una mamma mentre aiuta il suo bambino a fare pipì a ridosso di una colonna in piazza San Marco. La rete si divide. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. Lo avete sentito, questa sera apriamo con la cronaca, una tragedia, l'ennesima, si è consumata questa notte a Castelfranco. Un ragazzo 17enne in bici è stato investito da un'auto mentre rincasava accanto ad altri 6 coetanei. Ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quello che sentirete ora è il racconto dei giovani che si trovavano con lui. O lui non ha capito l'intenzione della macchina, la macchina non ha capito le sue, la macchina ha cercato di sorpassare Kevin, ma Kevin era già troppo, c'era quasi nell'altra corsia in pratica e quindi l'ha travolto in pieno. Cioè, io proprio visto la scena, cioè lui, la sua espressione facciale, tutto di quando è stato, cioè la macchina davanti, non si aspettava di ritrovarsela davanti. Sono gli amici che si trovavano con Kevin Carraro a raccontare i suoi ultimi istanti di vita. Kevin tra 3 giorni avrebbe compiuto 18 anni, era il più grande del gruppo e frequentava l'Ipsia. Erano in 7 poco dopo la mezzanotte a percorrere in bici questo tratto di Via Lovara da Campigo a Castelfranco. Di ritorno da una serata trascorsa prevalentemente in un locale della zona, erano tutti diretti a casa. Stavamo procedendo in fila indiana in bicicletta in direzione di casa per tornare a casa e lui era poco avanti di me e rispetto a noi purtroppo lui era già verso, come dire, verso in mezzo alla strada. Ci ho fatto i fari, ci siamo cercati di spostare tutti in parte. Non ho capito il motivo, non ho capito bene il perché. L'ho rivisto in mezzo alla strada con la macchina che l'ha travolto. Stando alle testimonianze degli amici, quindi Kevin si sarebbe pericolosamente portato a sinistra. I segni sull'asfalto parlano di una traiettoria quasi impazzita. L'impatto è violentissimo, il 17enne viene sbalzato di diversi metri. Noi l'abbiamo visto per aria, cioè abbiamo lasciato le bici per terra, la macchina si è fermata subito. Il conducente, un giovane uomo di Vedelago, chiama i soccorsi mentre gli amici cercano di fare il possibile. Sono attimi concitati. Abbiamo messo una maglietta dietro la testa che perdeva sangue, abbiamo subito chiamato l'ambulanza, sono arrivati dopo 5 minuti e basta, hanno fatto tutto loro poi. No, non era cosciente. Siamo stati là a rianimarlo e batteva al cuore, quindi ancora batteva. Tu come stai? Sono scioccato. Kevin morirà dopo circa un'ora. Sul posto i ragazzi vengono raggiunti dai genitori. A parlare è una delle mamme. Quando siamo tornati a casa solo piangi, l'ho visto anche adesso. Non hai mangiato niente, piangi, perché suo amico proprio era davanti a lui. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nei confronti dell'automobilista con i rilievi affidati alla Polstrada, che resta in attesa anche degli esami alcolemici e tossicologici di rito. Allo stato attuale però sembrano escludersi positività. C'è da verificare se tutte le bici fossero dotate di fari e da capire se anche i ragazzi, vista la minore età, avessero bevuto prima di inforcare le biciclette. Qualche volta veniamo qua. Avete ascoltato musica? Cosa avete fatto ieri sera? Abbiamo bevuto qualche spritz e basta. Kevin viveva con i genitori in via Valsugana e non stava mai fermo. Il freerunning, come si vede sui social, era la sua passione. Kevin era il ragazzo più responsabile, dato che era il più grande, ci teneva tutti noi, siamo tutti come fratelli alla fine. Un ragazzo stupendo. Se mi ricordo le sue ultime risate, Un bravo ragazzo, solare con tutti.
simpatico, non ti aveva mai fatto un torto, una brava persona, non se lo meritava, di certo non lui. Ancora a cronaca, ci spostiamo nel Veronese, stava falciando l'erba dell'aiuola che separa il distributore dalla statale Traspolesana quando è stato investito e ucciso da un furgone fuori controllo. Muore un operaio di 42 anni. Non ce l'ha fatta Matteo Tambalo, 42 anni, travolto questa mattina da un furgone mentre stava falciando l'aiuola di un distributore lungo la via Transpolesana in direzione Rovigo. Arrivati sul luogo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Verona non hanno potuto che constatarne il decesso. Erano le 7:30 quando il mezzo fuori controllo è piombato a tutta velocità sull'uomo, abbattendo anche i cartelli dell'area di servizio. Il conducente del furgone, rimasto ferito dal forte impatto, è stato assistito dai sanitari e trasferito in ospedale. Attualmente è indagato per omicidio stradale. Si tratterebbe di un dipendente di un'azienda di Como. Già presidente della Proloco di Oppeano, Matteo Tambalo era molto conosciuto dalla comunità della Bassa Veronese proprio per il suo impegno nel volontariato. L'uomo stamane si trovava nei pressi della stazione di servizio per aiutare la compagna, proprietaria del distributore. Ora sarà l'Ospedale di Verona a stabilire se si sia trattato di un incidente sul lavoro o piuttosto di un incidente stradale. Paura questa mattina a Torre di Mosto, dove una ragazza di 20 anni è finita con la sua auto contro un albero. Ha sbandato con l'auto ed è volata contro un platano. Una ventenne residente a San Stino di Livenza è stata ricoverata nell'ospedale di Mestre in prognosi riservata. L'incidente è accaduto questa mattina in via dei Pioppi a Torre di Mosto. La ventenne ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, sbandando e piombando di lato contro un pioppo che costeggia la strada. Nello schianto è rimasta incastrata nell'abitacolo fino all'arrivo dei soccorsi. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'elicottero per l'immediato trasferimento all'ospedale, mentre i carabinieri di Portogruaro stanno lavorando per accertare cause ed eventuali responsabilità. L'auto è stata poi rimossa dal soccorso stradale e portata nel deposito per essere sottoposta a eventuali accertamenti dai militari dell'Arma. I prezzi della luce e del gas volano alle stelle nelle case di riposo. Il caro bolletta rischia di tradursi in un aumento delle rette di 400 euro al mese. Situazione insostenibile per le strutture e le famiglie. Così il presidente dell'Unione delle Strutture per Anziani del Veneto scrive al governo. Più che un appello è un urlo di disperazione al governo. Il presidente dell'Unione delle Case di Riposo del Veneto, Roberto Volpe, ha scritto un appello al governo perché il caro bollette non solo sta mettendo in ginocchio le strutture, 346 RSA per oltre 32.500 posti letto, ma rischia di far scoppiare un vero e proprio terremoto sociale con rincari insostenibili delle rette a carico delle famiglie. Abbiamo fatto una stima, sono circa 400 euro al mese per ospite, dai 12 ai 13 euro al giorno, a cui si assommano anche tutte le richieste di rinnovi che ci stanno arrivando, perché le lavanderie ci stanno comunicando aumenti, i panifici ci stanno comunicando aumenti, cioè di questo passo io non ho neanche la dimensione di quale potrebbe essere un reale aumento. La lettera è datata 22 agosto, già oggi il prezzo del gas è schizzato da 280 a 317 euro al megawattora e le stime del rincaro delle rette dovrebbero essere aggiornate in rialzo. La richiesta delle RSA è quella di essere trattate come le altre aziende ed essere inserite a pieno titolo nel decreto che andrà in discussione ai primi di settembre. Che vengano anche riconosciute le nostre strutture quei benefici che possono essere riconosciuti ad altre aziende. Così non possiamo reggere. L'Italia non è un paese per giovani, conclude Volpe con amarezza, ma non lo è nemmeno per i vecchi. Ed il tema degli anziani e dell'assistenza, soprattutto ai non autosufficienti, è il grande assente in tutte le agende politiche. Quello che sono veramente sconvolto è che un paese, secondo paese più vecchio al mondo, non ha natalità. Paese che nel 2050 avrà rispetto ai 4 milioni di anziani ultra ottantenni, arriveremo a 8 milioni. Nel dibattito politico lei non ha sentito una volta parlare del tema anziani? E a proposito di rincari dell'energia, a Murano, l'isola del vetro, sono a rischio le produzioni artigianali. Dai 20 centesimi a metro cubo per il prezzo del gas pagati a settembre 2021 ai 3 euro a metro cubo, a cui si è schizzati in questi giorni meno di un anno dopo.
Un aumento esponenziale dei costi delle bollette che sta mettendo in crisi le famiglie, ma anche fornaci e aziende in tutte le vetrerie di Murano, l'isola del vetro in Laguna, per antonomasia. In tanti, se non ci sarà un repentino cambio di rotta con un abbassamento dei prezzi, non apriranno più la produzione artigianale e terranno spenti i forni da settembre. Lo dice chiaramente il presidente del consorzio Promovetro Murano, Luciano Gambaro. In questi giorni abbiamo avuto punte addirittura giornaliere del gas a metro cubo a 3 euro, cioè una cosa spaventosa e pazzesca. Questo veramente ci sta mettendo in discussione la riapertura dei forni, la riapertura delle nostre attività, anche a fronte del fatto che tutto sommato dal punto di vista degli ordinativi nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, si era un momento in crescita dopo i problemi che erano subentrati con la pandemia. Così, proprio quando le commesse parevano riprese, i prezzi alle stelle delle bollette mettono in dubbio che il gioco ne valga davvero la candela. L'assurdità è avere lavoro in casa e non poter prevedere di svolgerlo, di farlo, e quindi anche un doppio danno, perché anche, tra virgolette, spiegare ai nostri clienti, soprattutto esteri, che abbiamo questo tipo di problema, c'è da una parte la comprensione, ma dall'altra anche il fatto che loro stessi potrebbero rinunciare all'ordine e quindi a cancellare tutti gli ordinativi fatti. Ci si aspetta una risposta del governo. Parte quindi l'ennesimo appello. Qualcuno risponderà? C'è l'assoluta necessità e questo è un appello che noi lanciamo al governo, di trovare un momentino una soluzione, magari ponendo un cap al prezzo del gas, perché altrimenti, se noi non possiamo programmare il nostro futuro e non possiamo sapere il prezzo che poi a fine mese andremo a pagare del gas, non riusciamo sicuramente neanche a programmare quello che è il lavoro. Pensiamo solo dal punto di vista degli ordinativi, cioè noi com'è che facciamo a stabilire un prezzo se non conosciamo il prezzo del gas? E sarà un brusco rientro dalle vacanze per chi vive in condominio a causa dei costi dell'energia, a dirlo l'allarme di Lino Berton, presidente regionale dell'Associazione Amministratori di Condominio. Preventivi triplicati rispetto ai consuntivi chiusi la scorsa primavera per proprietari e affittuari, un vero e proprio salasso, una situazione che rischia di diventare ingestibile. L'allarme dell'Associazione Amministratori di Condominio, che numeri alla mano parla di rate con importi di 3 volte maggiori rispetto a quelle del 2021. I preventivi per il prossimo inverno sono triplicati rispetto ai consuntivi dell'anno scorso, quindi con la necessità di fare più rate mensili, perché altrimenti le famiglie non so come potranno sopportare questi maggiori costi. Una situazione esplosiva che puzza di gigantesca speculazione. Sono convintissimo che la maggior parte dell'aumento dei costi è proprio speculativa. Ne aveva parlato appunto anche il ministro proprio subito dopo la guerra, Cingolani, però poi non si era più parlato, no? Si era addirittura pensato a fare delle verifiche appunto anche da parte della magistratura. La speculazione c'è ed è evidente. Anaci chiede che gli straordinari extraprofitti di Enel e di Eni, controllate dallo Stato, vengano utilizzati per abbattere i costi energetici, oltre a provvedimenti d'urgenza che debbano essere assunti oggi e non dal governo che verrà. Sicuramente è un problema sociale, bisogna metterci in mano, non è possibile nasconderci con la testa sotto la sabbia. In questo momento c'è il rischio che veramente, quando la gente si accorge che non riesce ad arrivare alla fine del mese e non riesce a pagare le spese condominiali, c'è da pensare anche a rivoluzione. E a proposito dell'emergenza gas, Calenda scrive su Twitter: siamo in piena emergenza, le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio. Sentiamo su questo argomento il commento di Movimento 5 Stelle, Coraggio Italia, Noi Moderate, Italia Exit. Mi fa piacere che Calenda si sia accorto dell'aumento del costo del gas. Peccato che continui da molti mesi. Noi sono 6 mesi che con il Presidente Giuseppe Conte chiediamo al Governo che si attivi per promuovere a Bruxelles un tetto al prezzo del gas. Pensate che addirittura, come ha dichiarato il nostro Ministro Patuanelli, abbiamo portato la questione in Consiglio dei Ministri.
Sapete qual è stata la decisione del governo? È stato quello di accantonare il problema aumento tetto del gas. Ora, chiaramente la situazione è drammatica, occorre intervenire e trovare delle risorse fresche immediatamente per dare sollievo alle famiglie e soprattutto alle piccole e medie imprese. Come fare, dove trovare queste risorse? Noi abbiamo fatto due proposte. La prima è riscuotere, incassare e ridistribuire immediatamente i 9 miliardi di extragettito e dall'altra integrare il Recovery Fund. Noi l'abbiamo chiamato Energy Recovery Fund. Quando l'avevamo proposto, quello precedente, sembrava impossibile come obiettivo da raggiungere. L'abbiamo raggiunto, l'abbiamo ottenuto. È ora che l'attuale governo e soprattutto il prossimo che andrà a insediarsi si attivi per perseguire lo stesso risultato. Il governo che si insedierà credo che debba fare un intervento immediato, come quando è stato fatto un intervento sulla questione della pandemia, e anche qui bisogna intervenire in maniera solida e concreta con dei soldi, altrimenti le aziende sono già in difficoltà. Metteremo le aziende in condizione addirittura di non aprire dopo le ferie, metteremo le aziende in condizione di non poter fare i propri prodotti. Uno Stato serio, uno Stato che vuole davvero aiutare le proprie imprese, i propri cittadini, deve intervenire immediatamente in solido. Credo che quello che ha detto Calenda sia solo per fare una campagna elettorale, oltre, perché uno non può, credo che un politico serio o uno che voglia amministrare questo paese in maniera seria, credo che quello che ha detto sia, perché sappiamo tutti che è follia quello che sta dicendo Calenda su quello di sospendere la campagna elettorale. Questa fiammata del gas chiaramente è dovuta alle sanzioni che abbiamo fatto alla Russia. Sono completamente in disaccordo a fare sanzioni alla Russia proprio per questi motivi qua. Secondo me chi pagherà il prezzo più alto saremo proprio noi cittadini italiani. E secondo me poi il gas noi ce l'abbiamo anche in Adriatico, sarebbe il caso di riaprire i pozzi nell'Adriatico che adesso stanno sfruttando invece i croati. Abbiamo dei pozzi molto sicuri e molto nuovi, credo la Croazia li stia sfruttando e non c'è stato nessun disastro ambientale. Cambiamo ora pagina, ci spostiamo a Sottomarina, degrado, risse e aggressioni. Questa mattina c'è stato un maxi blitz all'ex hotel Capo Est. Le risse e gli schiamazzi all'hotel Capo Est di Sottomarina hanno esasperato i residenti, tanto da indurre il sindaco Armelao a chiedere un incontro urgente con il prefetto Zappalorto. A distanza di alcuni giorni, proprio questa mattina, c'è stato un blitz interforze all'ex hotel, zona Piazzale Europa, lungomare e passeggiata dell'Usenzo. Polizia locale di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e Ulstre. Già nei giorni scorsi si erano viste pattuglie di polizia e carabinieri nella zona, fino al blitz di questa mattina, voluto dal prefetto dopo l'incontro di martedì scorso. Presente anche il sindaco Armelao. Hanno controllato all'interno la struttura del Capo Est, mentre le forze di polizia hanno controllato anche una zona che era ricettacolo di sbandati, che era l'ex locale notturno Crystal. I residenti della zona del Capo Est finalmente potranno tornare, mi auguro, a vivere sereni, perché era un loro sacrosanto diritto poter vivere in tranquillità, in santa pace a casa loro. Armelao continua a ribadire la necessità di avere maggiori forze dell'ordine in servizio, come richiesto anche da colleghi di altre località, che soprattutto d'estate si trovano a dover fronteggiare situazioni di disagio tra risse, aggressioni e degrado. Ancora cronaca, ci spostiamo nel Vicentino, maltratta e ferisce la compagna che riesce a scappare con la figlia. Colpisce e ferisce la compagna durante una lite. Un 36enne di origini moldave residente a Vicenza è stato arrestato dagli agenti delle volanti e rinchiuso nella locale casa circondariale dopo la decisione del PM di turno. Dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni in ambito familiare. Il fatto è avvenuto oggi all'alba. La donna, durante una lite con il compagno, sarebbe riuscita a scappare di casa portando con sé la figlioletta e trovando rifugio presso l'abitazione di un'amica che l'ha nascosta e ha avvisato il 113. All'arrivo sul posto dei poliziotti l'uomo ha negato ogni addebito, asserendo che la donna, poi trasportata al pronto soccorso e dichiarata guaribile in 21 giorni per le ferite riportate, si era fatta male cadendo in casa. E a proposito di violenza sulle donne, nel Vicentino è attiva la raccolta delle stoffe cucite dai cittadini per dire stop alla violenza.
Una donna non è mai a tinta unita, ma a sfumature da cogliere e ammirare. Si legge in uno dei tanti quadrati di stoffa che testimoniano il no alla violenza sulle donne. Quadrati lavorati ai ferri, all'uncinetto, di 50 cm x 50, in lana o altri filati. Quadrati che saranno poi cuciti fra loro a 4x4 col filo rosso per coprire Piazza dei Signori il 19 e 20 novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e poi donate in cambio di un'offerta libera destinata ad aiutare le donne in difficoltà del centro antiviolenza del comune di Vicenza. Specie in un anno in cui il capoluogo berico è stato toccato da fatti di sangue che hanno scosso le coscienze, l'ultimo dei femminicidi in ordine di tempo a giugno in via Vigolo, in cui ad essere spezzate sono state le vite di 2 mamme. Servono i preparativi da parte delle volontarie per la realizzazione di questo importante progetto che si realizzerà in Piazza dei Signori i giorni 19 e 20 novembre. È un progetto contro la violenza nei confronti delle donne. Troppe volte vediamo atti violenti contro le donne e tutte insieme possiamo contribuire a raccogliere fondi per dare una mano a queste donne vittime di violenza. L'iniziativa, promossa a livello nazionale, vuole coinvolgere tutti i cittadini. L'invito a portare il proprio quadrato per sottolineare la volontà di dire stop alle violenze di genere rivolto a tutti, e la raccolta delle stoffe è attiva in Contrada del Monte, locali messi a disposizione dal comune tra la loggia del capitaniato e il cortile del municipio, quartier generale dell'iniziativa. Torniamo nel veneziano perché continuano gli episodi di mancanza di rispetto a Venezia. Sta facendo il giro dei social, rilanciata anche dal gruppo Venezia non è Disneyland, la foto scattata da una signora all'angolo delle Procurazze a San Marco che immortala una mamma mentre aiuta il suo bambino a fare pipì a ridosso di una colonna. I commenti sui social sono i più disperati, la maggior parte scandalizzati dalla noncuranza maleducata della madre, altri a ricordare che ogni giorno centinaia di cani fanno la pipì sui muri della città, altri ancora a chiedersi il perché non in un bar. Questo è l'ultimo servizio, vi lasciamo ora le previsioni meteo, grazie per averci seguito, buonasera a tutti. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Previsioni per venerdì 26 agosto. Sul Veneto cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento soprattutto sui rilievi, con possibile probabilità di precipitazioni che potrebbero estendersi anche in pianura. Temperature minime comprese tra i 19 e i 22 gradi, massime dai 29 ai 33 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia previsto cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio è attesa maggiore variabilità con possibili locali rovesci anche a carattere temporalesco, specie sui monti. Temperature minime comprese tra i 20 e i 22 gradi, massime sui 31-32 gradi. Sul Trentino Alto Adige cielo in prevalenza terso in mattinata. Dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali. Temperature minime comprese tra i 17 e i 18 gradi, massime dai 31 ai 33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.